E qua siamo nell'allevamento nel Mantovano, a San Giacomo delle Segnate. Questa è la stalla che tu hai trovato in affitto, una stalla che ha delle caratteristiche diverse. Prima parlavamo di autoalimentatori, qua non ci sono, questa è stabulazione libera. Altro problema di dimensioni che si ripropone appunto, con questa delocalizzazione e con quello che dovrà avvenire riguardo alla tua posizione. Tu avevi una struttura di tanti metri, adesso con gli animali e con le nuove norme che riguardano il benessere animale hai bisogno di misure diverse e quindi alcune superfici che tu non riesci a utilizzare più adesso magari hai bisogno di utilizzare appunto per la stalla. Esatto, mi servono tanti più metri per il benessere animale, per lasciarle libere. Pivetti, che è ancora qua con noi, si riesce ad utilizzare la metratura che evidentemente non viene più utilizzata dall'azienda in termini di abitazione e trasferirli all'allevamento. Questo è tecnicamente possibile? In teoria sì, in pratica ci sono delle difficoltà perché anche i fabbricati rurali destinati a funzioni diverse, tipo stalla, fienile, magazzino, praticamente la normativa urbanistica prevede per loro un cambio di destinazione d'uso, cioè sono tutti fabbricati strumentali agricoli, però di fatto se devo intervenire e trasformare un magazzino in stalla oppure una stalla in fienile, insomma tanto per dire delle voci, devo fare un cambio di destinazione d'uso dal punto di vista urbanistico, quindi non è proprio così immediato come sembra. Insomma, poi anche sul discorso delle cubature sicuramente posso ricostruire quello che ho demolito, ma non così semplicemente, quindi il cambio da abitazione che non mi serve più, la faccio più piccola, a fabbricato di servizio non è sempre possibile, non è così facile, non è di fatto praticabile, insomma. Allora Davide, problemi si aggiungono anche altri problemi a quelli che ci sono del terremoto, mi riferisco adesso al maltempo che in queste zone specialmente hanno impedito a voi agricoltori di entrare in campo e fare le semine. Questo è un altro problema che si aggiunge appunto a quello del terremoto. Problemi su problemi. Dopo il terremoto la siccità, un inverno che non siamo riusciti a lavorare i campi e una primavera mai vista, piovosa con degli allagamenti che non riusciamo a fare le semine né i trattamenti e adesso abbiamo il primo taglio che non riusciamo neanche a sfociare. Siamo ancora a Concorde, lui è Lorenzo Bonelli. Buongiorno Lorenzo, un giovane imprenditore agricolo. Hai detto che hai iniziato quest'anno la tua attività, non è iniziata benissimo quest'anno. Malissimo. Allora, Malissimo. terremoto, tu sei uno dei tanti terremotati, quindi anche tu vivi in un modulo abitativo. In più l'aggiunta di questo maltempo che ha aggravato la situazione già critica, perché questo frutteto, questo pereto che è alle nostre spalle, è sommerso d'acqua, ma tu mi dicevi che probabilmente il fatto che ci sia tanta acqua non è dovuto solo alle piogge intense, ma anche a un fenomeno che si è appalesato insomma nel tuo frutteto. Esattamente, qui abbiamo avuto il fenomeno della liquefazione della sabbia e ci sono stati vari punti nel frutteto, 5-6 punti dove la terra chiaramente si è alzata di 20 cm, 30 cm anche, ha fatto salire la sabbia e probabilmente ha creato degli scompensi anche all'interno del frutteto, creando insomma delle parti più alte rispetto ad altre più basse. Questo fenomeno è stato spiegato dai geologi, ancora è presto per dire insomma, se effettivamente il flusso delle acque rallenta per via di questo fenomeno oppure no. Ma qui diciamo che ancora è presto per capire se il fenomeno diciamo, è collegato oppure no, anche se appena c'è stato il terremoto sono venuti dei geologi anche qua a vedere la situazione, ma
diciamo, dopo non si è più saputo niente. Insomma, hai avuto un battesimo, si fa per dire, del fuoco abbastanza impegnativo, insomma, quanti anni hai? Io 20. 20 anni, giovane imprenditore, o vedo che hai messo di mora anche piante, insomma, Esatto. non proprio tipiche della bassa modenese, ma che ti servono per avviare un'attività ben precisa. Abbiamo provato un po' a fare una scommessa con le ciliegie, che qua da noi sicuramente non è la zona più vocata, insomma, Ti chiaramente. servono domani per fare vendita Però diretta. insomma volevamo buttarci sulla vendita diretta, provare a farla a casa, e quindi abbiamo messo un po' di mele, un po' di ciliegie, varietà tutte nuove, insomma, e ci siamo buttati un po' su questo indirizzo qua. Ecco, nel tuo caso sei riuscito a seminare mais, vedo però è rimasto molto terreno ancora da seminare Siamo perché riusciti, ma sì, diciamo, il quadro di terra qui alla nostra sinistra chiaramente non è seminato perché doveva andarci pere, ma ovviamente con il tempo di quest'anno e tutto quello che ne consegue non siamo riusciti a... si rimanda al prossimo anno. Si rimanda anche, come potete vedere le reti sono chiuse, la grandine l'abbiamo beccata, è vero, un fruttetto con le reti, diciamo. Non siete riusciti a entrare per stendere le reti, quindi avete preso anche la grande. Esatto. Chiaramente non sono assicurate perché fare un impianto con le reti e assicurare le piante c'è un controsenso incredibile. Perché dal punto di vista economico abbastanza oneroso. E quindi niente, noi siamo un po' così. Senti, la tua situazione da terremotato, insomma, come la state vivendo dal punto di vista appunto di tutte le procedure burocratiche che stanno venendo avanti? Ma per ora siamo ancora in alto mare, nel senso che sono venuti venerdì a fare una verifica, diciamo, perché la nostra casa, il nostro capannone è in classe E, però non è ancora stato specificato la tipologia della E, e sono venuti venerdì scorso, proprio prima della grandinata tra l'altro, a verificare un po', insomma, di vedere in che categoria di E poterla mettere, però chiaramente insomma è già passato un anno dal terremoto e siamo all'inizio, quindi non c'è ancora nessun progetto, non c'è ancora niente, insomma, e con tutte insomma, le problematiche delle case agricole, perché hanno una metratura molto grande, chiaramente andarla a ricostruire tutta diventa impegnativo, con i contributi che sono solo sulla carta al 100%. Allora Lorenzo, in bocca al lupo perché insomma tu hai veramente bisogno anche di un aiuto perché sei anche un giovane agricoltore e sono veramente sempre pochi i ragazzi che si avvicinano al mondo dell'agricoltura. Ci siamo spostati di qualche chilometro, siamo a Mirandola, questa è l'azienda di Franco Balboni, quello che vedete è un capannone fatto subito dopo il sisma per consentire di mettere a riparo le attrezzature. Questa è un'azienda orticola impostata prevalentemente sulla coltivazione del melone e qua sono sempre con Maurizio Pivetti, Franco Balboni con me. Allora, subito dopo il sisma siete dovuti ricorrere ai ripari nel vero senso della parola. In quanto tempo è stato costruito questo capannone che ha consentito di mettere appunto al riparo tutte le attrezzature necessarie per l'azienda? Sì, l'hanno costruito in circa una settimana di tempo. Questo praticamente subito dopo il terremoto del 29? No, un paio di mesi dopo, perché sì, Un po' di tempo c'è voluto, però insomma questo ha consentito quantomeno di tamponare la situazione. certo, metterci Ecco, anche il suo edificio è inagibile, quindi anche qui i tempi che si prevede che siano abbastanza lunghi, quindi insomma questo è necessario. Una struttura che è stata realizzata grazie a una misura della Regione Emilia-Romagna, la 126, Pivetti. Sì, è la misura che prevede appunto dei contributi per strutture provvisorie, perché queste sono strutture al momento provvisorie, che servono proprio per le aziende agricole. La misura del piano di sviluppo rurale, appunto la 126, che dà un contributo pari all'80% del costo di quello che si va a realizzare. In questo caso
è una struttura di ricovero delle attrezzature che va proprio in sostituzione del capannone che è disastrato. Diciamo che queste non viaggiano sui contributi del terremoto veri e propri, cioè quelli a cui si accede attraverso le ordinanze della regione Emilia-Romagna, ma è proprio prende i soldi da un fondo destinato all'agricoltura dalla comunità europea, appunto la misura 126. Franco, la sua è un'azienda orticola, lei è specializzato in meloni, ci spostiamo nelle serre che lei vedo che ha approntato per capire insomma come sarà più o meno l'annata quest'anno. Franco, allora lei ha tunnel piccoli e anche tunnel grandi. In un'annata, fra virgolette, normale, questi tunnel ormai non dovrebbero esserci più, insomma, circa metà maggio. Fra 5-6 giorni dovrebbero venire via questi. Tunnel che, al di sotto dei quali ci sono meloni. Questi tagli vengono fatti per arieggiare, perché in effetti poi quando esce il sole comincia a venire caldo. Certo, la temperatura diventa molto alta e dopo abbiamo, diciamo così, le foglie si cuociono, ecco, dal calore che viene. Secondo la sua percezione, ecco, un'annata come questa sarà un'annata, diciamo, positiva il fatto che ci sia stato questo tempo particolare? Ma Dio, inizialmente non è troppo positiva, dopo sono tutte cose da vedersi magari a fine campagna. Ecco. Quindi è ancora presto, insomma, per fare una valutazione? Sì, perché... una cosa è certa, l'acqua quest'anno non manca. No, anzi, direi che quest'anno vorrebbe pompata fuori, ecco, diciamo, invece di innaffiare. Franco, adesso siamo qua nel tunnel grande, vediamo i primi frutti. Quest'anno siamo in ritardo di quanto rispetto a un'annata normale? No, secondo un'annata normale ci sono 8-10 giorni di differenza, di ritardo. E quindi insomma arriveranno maturazioni quindi più tardi, questo ci saranno conseguenze per il mercato? Ma Dio, dopo sicuramente ci sarà conseguenze per il fatto che arrivando tardi, un po' più tardi, arrivano i prodotti dall'estero E forse anche quelli siciliani del nostro sud. Che dopo quando arrivano i nostri magari sono già saturi, un pochino di meloni, ecco, diciamo così, non ha più quella voglia come si ha all'inizio. Ecco. Quali sono le aspettative quest'anno per un prodotto come questo, insomma, che nel nostro territorio della Bassa specialmente insomma, è un prodotto conosciuto insomma, perché è anche di ottima qualità? Ma io le aspettative, se adesso dovessimo avere la fortuna di avere una buona legagione così, potrebbe anche, diciamo così, essere discreta, diventare discreta, ecco, diciamo, l'aspettativa. Dopo... Franco, qua il fortunale, chiamarlo fortunale riduttivo, insomma il tornado che ha colpito nei giorni scorsi, qua fortunatamente ha risparmiato questa zona. Sì, noi siamo qui, da quel punto di vista lì siamo stati fortunati. Ecco. Altrimenti non saremmo sotto questo tunnel a raccontare questa storia. Sicuramente no. Bene, grazie Franco e si conclude questa puntata del Cielo Aperto, vi ringrazio per avermi seguito, vi do appuntamento come sempre la prossima settimana, vi ricordo che chi volesse rivedere questa puntata può cliccare sul sito aceloaperto.com oppure seguirci sulla pagina Facebook. Arrivederci.